Governatore, qua dal Barella per questo 35esimo Happy Camp. Cosa rappresenta per il Rotary questa giornata? Rappresenta sicuramente uno dei momenti clou della nostra annata. Noi nel distretto abbiamo 7 Happy Camp, li abbiamo chiamati Happy Camp perché devono essere dei momenti di felicità per i nostri ospiti. Questo è uno, è il primo che è nato ben 35 anni fa e da questi poi ne sono nati altri 6 che vengono realizzati al mare, vengono realizzati ai laghi, vengono realizzati in montagna. Quindi cerchiamo di dare un momento di normalità a queste persone che sono state più sfortunate di noi e che hanno il diritto, il sacrosanto diritto di vivere una vita normale. Ecco, più di 140 persone questa serata, spettacolo ma non solo, tanti volontari del Rotary. Cosa vi unisce secondo lei il comune denominatore di ogni socio Rotary? Beh, diciamo che il nostro motto è servire al di sopra di ogni interesse personale, ma quello che ci lega è il senso di appartenenza sicuramente e poi il lavorare insieme. Il creare una squadra sapendo che stiamo facendo del bene per la comunità e per le persone a cui ci mettiamo a servizio. Questo è quello che ci rende fieri di essere rotariani, ma soprattutto ci rende orgogliosi di realizzare delle cose belle, bellissime come queste. Ecco, le famiglie che sono ospiti oggi, come vi dimostrano la riconoscenza? Quello che diamo ci viene restituito 1000 volte di più. I sorrisi, gli abbracci, la gratitudine che vediamo negli occhi delle persone ci rende orgogliosi, ma ci rende soprattutto umani, perché ci rendiamo conto che stiamo facendo qualcosa di bello per rendere il mondo un posto migliore. Happy Camp, 35esima edizione, un fiore all'occhiello del vostro distretto. Cosa rappresenta per lei personalmente questa settimana? Per me rappresenta un evento molto ma molto importante e forse l'evento più importante per il nostro club, perché effettivamente è un service realizzato dal distretto, ma il Rotary Portoviro Delta Club si vanta che l'iniziativa è partita tanti anni fa proprio dal nostro club e l'ha portata avanti per tanti anni. E tutto grazie a uno dei nostri soci che è il dottor mancato qualche anno fa, Roberto Naldini. Ecco, tra l'altro è dedicato a Naldini l'Happy Camp. Chi era questo personaggio che io personalmente non l'ho conosciuto, però ne ho tanto sentito parlare? Era una persona straordinaria, un medico, per la precisione un pediatra, che ha dedicato la vita ad assistere bambini ad Adria e che ha portato avanti l'eredità presa dal papà, perché i primi handicap sono stati fatti per iniziativa del papà di Roberto. Ecco, se lei potesse descrivere in una parola o in un aggettivo il Rotary e i rotariani. Io ho visto tantissimi vostri volontari oggi a servire anche nei tavoli, quindi c'è una disponibilità straordinaria. Un aggettivo per descrivere i rotariani? Ecco, per usare solo una parola, servizio. Noi ci riteniamo forti delle parole del nostro fondatore, persone al servizio di persone, e dove per noi la cosa principale è il benessere della comunità, e noi cerchiamo di impegnarci in tutte le cose che possono far sì che le nostre comunità portino al benessere.